Si torna a parlare della scuola Mazzini, ma non per i progetti dell'amministrazione. La struttura ha iniziato a perdere pezzi. Un altro weekend di traffico e disagi lungo la Valsugana. Oggi siamo tornati a monitorare la situazione. Arriverà mercoledì nulla osta per i funerali di Riccardo Baù, morto per lo scoppio di un ordigno a Stoccareddo. Sta bene l'uomo di Fellette, finito all'ospedale perché ha cercato di spegnere l'incendio divampato in casa. Un evento speciale che unisce yoga e cultura, domani sera al Mulino Pestasassi di Nove. E ancora senza nome il cadavere dell'uomo ripescato ieri nelle acque del fiume Brenta a Fontaniva. È morto dopo 4 giorni, 18enne coinvolto in un incidente stradale giovedì scorso a San Giorgio delle Pertiche. Condanna a 9 anni per la guardia giurata che ha ucciso un bandito in fuga. Il sindaco di Cittadella: non può finire così. Cerimonia prestigiosa nel battistero del Duomo di Cittadella, nominato nunzio apostolico Monsignor Perici. Buonasera a tutti voi telespettatori, edizione serale di Bassano TG. Si torna a parlare della scuola Mazzini, non per i progetti dell'amministrazione Pavan, ma nei giorni scorsi la struttura ha iniziato a perdere qualche pezzo. Guardate. Mentre gli occhi dei bassanesi sono puntati su San Lazzaro e su Santa Chiara, altri pezzi da 90 della storia cittadina iniziano a denotare qualche segno di stanchezza. È il caso della scuola Mazzini, per mesi al centro del dibattito politico e civile a Bassano, e ora finita la chetichella in un bel cassetto a prendere polvere. Se non fosse che le veneziane dell'enorme struttura cadono letteralmente a pezzi, rischiando appunto di piombare sulla testa di qualche incauto passante. Ma andiamo con ordine. Queste sono le fotografie che un nostro telespettatore ci ha inviato giusto sabato, dopo una bella passeggiata in centro storico per una visita al mercato e ai negozi del Salotto Buono bassanese. Passando davanti alla Mazzini, l'uomo si è accorto che una stecca di metallo si era staccata da una delle finestre, piombando sul marciapiedi. E così ha scattato un po' di foto per far vedere che cosa era successo e noi siamo tornati in zona per verificare. Ecco cosa abbiamo trovato. La stecca caduta non c'è più, rimossa probabilmente nelle ore immediatamente successive, ma sono tante le tapparelle ammalorate sulle tantissime finestre dell'istituto scolastico abbandonato da troppo tempo ormai. E se un'ondata di maltempo come quelle che si sono viste di recente dovesse abbattersi sulla pedemontana, altre stecche e altri pezzi di queste vecchie dotazioni potrebbero decidere di seguire l'esempio di quella caduta sabato. Da lì a volare sulla testa di qualcuno il passo è molto breve. In realtà quello delle tapparelle o veneziane, che dir si voglia, è solamente un grido d'allarme, un avvertimento da parte di un pezzo di storia della città che chiede più attenzioni, più garanzie per il proprio futuro. Perché dopo le mobilitazioni, dopo le prese di posizione, dopo i tanti progetti di cui si è parlato, il rischio è proprio quello dell'abbandono. Un volume immenso dei costi di manutenzione altrettanto importanti, piantato nel bel mezzo della città. Anzi, diciamola tutta, piantato nel cuore della città. Un altro weekend di traffico e disagi lungo la Valsugana. Allora noi oggi siamo tornati per monitorare la situazione che continua ad essere difficile. Un altro weekend al rallentatore lungo la Valsugana, causa cantiere, deviazioni e asfaltature. Un nostro telespettatore, bloccato nel traffico all'altezza del ponte di Campolongo verso la Campesana, ci ha inviato queste immagini. E noi oggi, un lunedì lavorativo, siamo tornati a monitorare la situazione. Pochissime auto di turisti, ma tanti mezzi pesanti che a intervalli hanno appesantito e non poco la circolazione, creando code e piccoli ingorghi. E anche oggi non sono mancate altre segnalazioni dei residenti alla nostra redazione, preoccupati per i serpentoni di auto e appunto di quei mezzi pesanti che stanno soffocando la tranquillità dei borghi della valle. Ogni giorno lungo la SS47 transitano infatti oltre 27.000 veicoli e l'estate è oramai alle porte, con l'inevitabile aumento del traffico fino quasi a toccare punte di 55.000 veicoli giornalieri. I lavori, lo ricordiamo, si protrarranno fino a inizio luglio, quando ANAS dovrebbe chiudere il cantiere, ma intanto chi viaggia arrivando da nord all'altezza del già citato ponte di Campolongo tra Valbrenta e Solagna continua a ritrovarsi a camminare a passo d'uomo sulla provinciale interna campesana. Il mese di giugno, al di là delle temperature, ha tutte le caratteristiche per essere già considerato caldo, molto caldo. E arriverà quasi certamente mercoledì il nulla osta per i funerali di Riccardo Baù, morto in seguito allo scoppio di un ordigno bellico a Stoccareddo.
Potrebbe finalmente sbloccarsi la situazione legata alla vicenda di Riccardo Baù, il trentenne di Gallio, morto in seguito all'esplosione di un ordigno della Prima Guerra Mondiale utilizzato come sostegno interno di un muro dell'abitazione della sua famiglia a Stoccareddo. Secondo alcune indiscrezioni potrebbe arrivare mercoledì il nulla osta per le esequie da parte dell'autorità giudiziaria, che rimetterebbe così i resti dello sfortunato controllore del latte nelle disponibilità dei familiari. In questo caso i funerali potrebbero svolgersi già giovedì o al massimo venerdì. Di tutt'altra portata i tempi della bonifica e della messa in sicurezza dell'edificio, dove ci sarebbe un secondo tubo inglobato nella muratura. Si parla di un intervento da parte degli artificieri, ma non ci sono date e al momento la struttura resta sotto sequestro. Resta da capire quando e come gli ordigni, con grande probabilità tubi Bettica, lanciatorpedini riempiti di polvere nera, siano stati utilizzati come materiale da costruzione per la casa dei Baù. E resta da capire soprattutto quanti altri residuati bellici siano presenti sul territorio. E sta bene il proprietario di un'abitazione di Fellette, finito all'ospedale perché ha cercato di spegnere l'incendio divampato in casa. Abitazione a fuoco, il proprietario finisce all'ospedale. Momenti di tensione a Romano Dezzelino, siamo in via Bassanese, nella frazione di Fellette, dove è divampato un incendio le cui cause sono al vaglio dei tecnici dei vigili del fuoco. In casa c'era una coppia di coniugi, i pompieri sono intervenuti con 2 automezzi e 5 operatori. Sono riusciti a portare fuori la donna che era rimasta bloccata al piano superiore, mentre il marito, che aveva provato a spegnere il rogo con un estintore, ha respirato molto fumo ed è stato portato al pronto soccorso per accertamenti. Fortunatamente le sue condizioni stanno migliorando. Le fiamme sono state circoscritte nella stanza al piano terra, evitando un rogo generalizzato. Bruciato tutto il contenuto del locale adibito a lavori hobbistici. Danni al laterizio del tetto e da fumo al resto dell'abitazione. Auto in fiamme in piena notte, se l'ha vista brutta un automobilista. Tanta paura la scorsa notte per un automobilista che, percorrendo via Marco Guadagnin a Breganze, ha visto le fiamme che uscivano dall'auto che guidava alimentata a gasolio. Ha subito accostato, spento il motore ed è uscito allertando i vigili del fuoco. I pompieri arrivati dalla caserma di Bassano sono riusciti a spegnere in tempo l'incendio, evitando possibili esplosioni, mettendo quindi in sicurezza l'area. Cerimonia prestigiosa questa mattina nel battistero del Duomo di Cittadella. Nominato nunzio apostolico Monsignor Perici, nato a Bassano 59 anni fa e originario della città murata. Il Santo Padre, Papa Francesco, ha nominato arcivescovo titolare di Bolsena, il nunzio apostolico in Zambia e Malawi, il reverendo Monsignore Gianluca Perici, incardinato nella diocesi suborbicaria di Velletri Segni a Roma. Un evento per Cittadella, la nomina ufficiale del reverendo Monsignor Gianluca Perici ad arcivescovo titolare di Bolsena e nunzio apostolico in Zambia e Malawi, che si è svolta proprio nel battistero del Duomo della città murata di cui il religioso è originario. Per la prima volta in 800 anni Cittadella annovera tra i suoi concittadini un ambasciatore del Santo Padre che sarà attivo nel sud dell'Africa, nei 2 paesi confinanti con Angola, Tanzania e Madagascar. Una cerimonia quasi improvvisata, visto che Monsignor Perici si era dovuto fermare a Cittadella a causa dello sciopero degli aerei che l'avrebbero dovuto far rientrare a Lisbona, in Portogallo, dove attualmente è consigliere in nunziatura. Quando si dice un caso fortunato, e al nostro microfono ci racconta la missione che l'aspetta. Sono paesi non difficilissimi, per quel poco che ho potuto informarmi, però anche lì c'è bisogno di evangelizzazione, di portare la pace, perché sono colonie che hanno subito nel tempo tante persecuzioni. Molto forte resta il legame con la sua città, rappresentata anche da autorità civili e militari. Ha scelto di rappresentare le antiche mura nel suo stemma, quelle mura che diventano simbolo biblico. Ha un'immagine bellissima la muraglia di Cittadella, ma per chi conosce anche un po' la Sacra Scrittura, rappresenta anche la Gerusalemme celeste, la città santa, la città murata, che è il paradiso. Irigem sale sul podio in regione, premio e menzione speciale nel percorso di approccio al mondo del lavoro.
Formazione significa anche e soprattutto preparazione. Preparazione al mondo del lavoro, e in questo l'ente di formazione professionale Irigem continua a essere all'avanguardia e a raccogliere importanti riconoscimenti, come in occasione del contest Talenti al Lavoro, promosso dalla Regione del Veneto in collaborazione con Veneto Lavoro. L'obiettivo del progetto era avvicinare appunto scuola e lavoro, accrescendo negli studenti le competenze per navigare nel mercato del lavoro in modo sicuro ed efficace, e il primo passo in questa direzione è quello di saper presentare se stessi, a cominciare dal proprio curriculum vitae. Qui gli studenti di Irigem si sono distinti, meritandosi il premio individuale nel contest e una menzione speciale. Il progetto prevedeva principalmente la creazione di un CV cartaceo, quindi proprio del classico CV cartaceo. Poi ho fatto anche un sito web, ovviamente semplice, che andava a spiegare tutto il mio percorso formativo e anche lavorativo. È stato fatto inoltre un video. Già la scuola, da quando siamo entrati in prima, ci prepara già benissimo, a mio parere, sul mondo del lavoro. Un percorso di preparazione che ha visto Irigem integrare l'attività scolastica con vere e proprie lezioni insieme a chi è già protagonista del mondo imprenditoriale, come nel caso dell'incontro con Roberto Milani e la responsabile delle risorse umane, Giulia Sbalchiero, sull'importanza di sapersi presentare nel mondo del lavoro. Cercare lavoro è un lavoro di per sé. Quindi abbiamo dato alcune informazioni anche su come scrivere un CV correttamente, su come presentarlo alle aziende, e abbiamo dato alcune 17 piccoli consigli su come affrontare un colloquio. Un consiglio su tutti? Essere sinceri, ma con un po' di furbizia, quindi sapere mostrarsi quello che si è, non costruire castelli che poi comunque vengono scoperti. E un consiglio su tutti, ecco, simpatico, che abbiamo dato loro, è presentarsi da soli e non con mamma e papà. Nuovi investimenti per Etra con ricadute positive per il territorio, ed oggi c'è stata un'importante inaugurazione a Rubano. Viva Etra! Viva Etra! Inaugurato oggi il parcheggio della sede di Etra a Rubano, un primo tassello del nuovo polo operativo per il servizio ambientale integrato, che prevede la riqualifica dell'area degradata nel cuore della zona industriale e artigianale di Rubano. Questo è il primo passo di un intervento più importante che riguarda tutta l'area di quella che era l'ex mobilificio LB, da decenni un'area dismessa, vorrei dire degradata sotto il profilo proprio urbanistico all'interno proprio della zona industriale di Rubano. Questa operazione dà una seconda vita ad un territorio che è grande come Prato della Valle, per darvi un'idea, che diventerà il polo logistico di Padova Ovest e dei Colli della nostra multi-utility, quindi dell'azienda pubblica, totale capitale pubblico, che gestisce il servizio ambientale in questo territorio. Un modo certo per riqualificare un'area, ma soprattutto per dare un servizio di maggiore qualità ai comuni e quindi ai cittadini di un territorio vasto come quello di Padova Ovest. Grazie al nuovo polo è previsto un potenziamento importante di uomini e mezzi dedicati al servizio rifiuti nell'area. Saliranno infatti a oltre 130 le risorse impiegate per circa 130 mezzi destinati alla raccolta nell'area di Rubano, Selvazzano e Colli Euganei, permettendo l'internalizzazione del servizio. Investimenti che hanno ricadute positive sul territorio. Qui verrà fuori una prima sede logistica a Rubano. Oggi il parcheggio è il primo tassello, ma vi ricordo che è un progetto molto più ampio, da circa 12 milioni di euro. Poi abbiamo Campo San Piero, poi abbiamo Bassano, che è già in fase di realizzazione, e Asiago. Quindi queste sono le 4 sedi logistiche dove abbiamo previsto investimenti per circa 50 milioni di euro. La richiesta di investimenti viene proprio dalle amministrazioni locali, che di Etra sono socie. I sindaci hanno dato questo mandato ad Etra, e cioè riversare investimenti nel territorio. La sicurezza soprattutto delle sedi di Etra è uno di questi investimenti. Sedi di Etra che per molto tempo non sono state così ben attenzionate, diciamo così, e che adesso sono al centro di quella che è una riqualificazione importante. Un evento speciale che unisce yoga e cultura. Domani sera al Molino Pestasassi di Nove.
Un viaggio dentro se stessi e uno all'interno dello storico mulino della ceramica Nadir Stringa. Due modi diversi per conoscere due mondi. Martedì 6 giugno, dal tardo pomeriggio per tutta la serata, l'antico mulino Pestasassi di Nove sarà luogo di incontro per un evento speciale. Valeria Stringa, insegnante di yoga e Pilates, proporrà 2 sessioni di Hatha Yoga all'aperto, intervallate da 2 visite guidate in quello che è il più antico e funzionante mulino ad acqua per la produzione di impasti ceramici d'Europa. Faremo 2 turni in cui vedremo protagonista lo yoga, l'Hatha Yoga, quindi uno yoga per tutti, possono partecipare tutti, sia principianti, neofiti che esperti, e dopo la lezione ci sarà una visita guidata appunto a questo monumento storico. L'ambiente circostante è un frutteto, quindi saremo in natura nella prima lezione e nella seconda lezione al chiaro di luna. Il mulino Pestasassi risale al 1791 ed è una fondamentale testimonianza per la storia della manifattura ceramica, e a oltre 230 anni dalla costruzione gli ingranaggi del mulino, interamente realizzati in legno, sono ancora in grado di funzionare. L'ho voluto fare in questo contesto per dare valore appunto proprio all'ambiente, al monumento storico, per portare sia benessere alle persone, ma anche per dar loro un motivo in più di avere qualcosa di culturale anche. Ora vediamo altre brevi notizie dal territorio. Intervento dei Vigili del Fuoco questa mattina alle 7:30 in via Sant'Ambrogio a Trebaseleghe per un'auto finita fuori strada incastratasi sul guardrail. Illesa la conducente, al lavoro la squadra di Cittadella con il supporto dell'autogru della centrale, sul posto anche i tecnici del gas. Paura a Sandrigo alle 14:30 quando una donna alla guida di una Fiat Punto è uscita di strada mentre percorreva via San Gaetano. La vettura è andata a sbattere contro un palo. Sul posto gli agenti del Consorzio Nord-Est Vicentino. Sono tornati a casa i volontari della Protezione Civile di Rosà, accorsi lì dove c'è stato bisogno di aiuto in Emilia-Romagna. Hanno dato supporto e sostegno alla popolazione nei momenti più difficili dell'emergenza. Dopo la condanna a 9 anni di prigione per la guardia giurata che uccise un bandito in fuga, il sindaco di Cittadella assicura: faremo di tutto per farlo scarcerare. Sicuramente non può finire così. Non ha dubbi il sindaco di Cittadella Luca Pierobon, che lancia l'idea di una raccolta firme per far scarcerare Massimo Zen, condannato a 9 anni di carcere per omicidio volontario. La guardia giurata di 52 anni, residente nella città murata, il 22 aprile del 2017 sparò e uccise il giostraio Manuel Maior, che stava fuggendo dopo aver compiuto 4 colpi ad altrettanti bancomat. Maior e i suoi complici avevano messo a segno diversi assalti tra Trevigiano, Bassanese e Alta Padovana. Quella notte Zen lavorava a Vedelago, era in contatto con i carabinieri perché era emersa la notizia della fuga dei malviventi. Aveva intercettato il veicolo, aveva messo la sua auto di traverso per bloccarli, poi il fuoco, la morte del bandito e adesso la condanna di Zen. Pierobon non intende farsi da parte. Sono finiti i tempi delle chiacchiere, i tempi di star fermi ad ascoltare, bisogna cercare di trovare una soluzione, da una mano a Massimo, quindi cercheremo di muoverci in tutti i modi possibili non tanto per creare il caso a livello sociale, perché comunque la popolazione sa già cosa sta accadendo e quindi è tutta disposta a aiutare Massimo. Se raccogliessimo oggi delle firme in tutta Italia probabilmente raccoglieremo milioni di firme a sostegno di Massimo. Oggi però bisogna sentire le istituzioni, sentire il governo, capire cosa si riesce a fare per far sì che Massimo non stia in carcere tanto. Massimo è una brava persona, Massimo è un lavoratore, Massimo è una persona che stava facendo il suo lavoro per mantenere la propria famiglia, non è un delinquente e quindi come tale non può stare in carcere. Ci sono 50.000 sistemi dei servizi sociali a qualsiasi altra cosa per cercare di far sì che una persona sconti una pena in una maniera alternativa. Quindi ecco, noi ci muoveremo nel pieno rispetto delle legalità per aiutare Massimo.
Ed è morto dopo 4 giorni, 18enne coinvolto in un incidente stradale giovedì scorso a San Giorgio delle Pertiche. Il giovane in moto era finito contro l'auto dello zio. I medici hanno fatto di tutto per salvarlo, ma Simone Filippi, 18enne di San Giorgio delle Pertiche, non ce l'ha fatta. Il giovanissimo era finito con la sua moto contro un'auto, una BMW 320, in via Trieste, sempre a San Giorgio delle Pertiche. A guidare il veicolo per una tragica fatalità era uno zio di 55 anni. Il tragico incidente è accaduto giovedì sera alle 19:30. Il giovane motociclista, dopo lo scontro con il veicolo, era finito a terra dopo un volo di alcuni metri. Nonostante indossasse il casco, le sue condizioni erano apparse da subito gravissime. Sul posto erano sopraggiunti i sanitari del SUAM 118 e anche l'elicottero con gli agenti della polizia stradale che hanno compiuto i rilievi e i vigili del fuoco di Cittadella. Simone Filippi è lottato per 4 giorni in ospedale dove è morto. Adesso lo zio rischia di essere iscritto nel registro degli indagati con l'accusa di omicidio stradale. Ed è ancora senza nome il cadavere dell'uomo ripescato ieri nelle acque del fiume Brenta a Fontaniva. Una tragedia sotto gli occhi di tante persone che ieri stavano facendo una passeggiata lungo il fiume Brenta a Fontaniva. Un uomo si è gettato in acqua venendo trascinato dalla corrente. I testimoni hanno allertato subito i soccorsi, ma lo sconosciuto è deceduto dopo un'ora di tentativi disperati di rianimazione. L'identità dell'uomo, dall'età apparente di 40-45 anni, è ancora sconosciuta. Non aveva documenti. Ieri, in tarda serata, pare abbia raggiunto le sponde del Brenta in località San Giorgio a Fontaniva. Il suo corpo, trascinato dalla corrente, è stato notato da alcune persone che hanno fatto scattare la macchina dei soccorsi. A Fontaniva è arrivato anche l'elicottero drago dei vigili del fuoco per la ricerca dall'alto. I soccorritori lo hanno recuperato a circa 500 metri dal punto del primo avvistamento. I medici del SUAM hanno tentato di rianimarlo, ma dopo un'ora è stato dichiarato il decesso. Sul posto anche i carabinieri. Le indagini sembrano far escludere il coinvolgimento di terze persone e si propende per il gesto estremo. La vittima ha un'età apparente di 45 anni, addosso non aveva documenti né elementi utili all'identificazione. Il magistrato ha disposto nulla osta per la rimozione della salma in attesa di vagliare le segnalazioni di scomparsa. Prima serata con Focus, ospiti questa sera del nostro direttore sono Gio Formaggio, Francesca Rigo, Guido Rizzo, Silvia Tonolo, Marco Zabai e Gabriele Zanella. Siamo in chiusura di telegiornale e vediamo come sempre insieme le previsioni del tempo di domani. Grazie per essere stati con noi, arrivederci.